Salvatore Vella potrebbe essere entro qualche settimana il nuovo procuratore aggiunto di Agrigento. Il condizionale è d'obbligo in quanto, anche se c'è stata già la designazione all'unanimità della quinta commissione del CSM, deve essere ora il plenum a decidere e ratificare la nomina, arrivata per la verità a sorpresa, anche perché Salvatore Vella era stato già trasferito alla procura di Trapani. Da tempo nella città dei Templi era partito il toto nomi riguardante il sostituto di Ignazio Fonzo, il procuratore aggiunto di Agrigento, che mercoledì, dopo 8 anni di permanenza al Tribunale di Via Mazzini, si è insediato nella sua Catania. C'è da dire che fino a ieri non ci sono state neppure indiscrezioni su chi avrebbe preso il posto di Fonzo, ma quasi certezze. Una di queste certezze, stando alla graduatoria, era Antonella Nespola, PM a Roma, la prima della lista per anzianità di servizio rispetto a tutti gli altri candidati che avevano presentato domanda, compreso il designato procuratore. Ricordiamo che tra gli aspiranti sostituti di Ignazio Fonzo rientrava Lucia Brescia, che ad Agrigento ha lavorato da magistrato, così come Antonella Nespola, che da sostituto procuratore aveva avuto modo a suo tempo di farsi apprezzare per le sue doti. La scelta del PM Vella a procuratore aggiunto di Agrigento, intanto, farebbe saltare quelli che sono stati quasi sempre i criteri sui quali il CSM si è basato, e cioè prima di tutto l'anzianità di servizio degli interessati. Ovviamente, e anche questa sarebbe una sorpresa, per il CSM non è sufficiente più questo requisito.